Madonna santa. Ciao a tutti ed eccoci, oggi parliamo di un'azienda friulana, Vignes di Marian, di Franco Visentin. Siamo a Mariano del Friuli, in realtà il deposito mi sembra ce l'ha a Farra o il contrario, adesso non mi ricordo bene. Anzi il deposito ce l'ha a Gradisca, che io ho incontrato Franco a Gradisca di Sonzo. Questo è il Merlot 2020, lui produce 4 vini da viti vecchie, anche se ha fatto una selezione massale, quindi sta rimpiantando qualcosa per ingrandire un po' la produzione. I vini sono Friulano e Chardonnay come vini bianchi, il Merlot come rossi e un blend, scusate, di Cabernet Sauvignon e Merlot. Come ho detto, le vini sono vecchie. Franco è un giovane vignaiolo, come scherzo con lui che mi piace ridere, perché lui è la sua seconda vita praticamente. È andato in pensione, era proprietario di queste vigne e ha iniziato a produrre vino. E quindi fa il vignaiolo pensionato, mettiamolo così, fa proprio il vigneron. Una volta le vigne erano vendute, erano affittate a Via di Romance, ora produce direttamente lui da 6-7 anni, credo. I vini sono molto interessanti, molto territoriali. Questo Merlot, che ho già versato, avevo già aperto anche prima, anzi ieri per essere francesi, per dargli un po' di, prendesse un po' d'aria, perché io sono sempre dell'idea che il vino deve un po' ossigenare. Il naso di Prugna, Cassis, belli sentori balsamici, c'è qualcosa anche di rosmarino, qualcosa di erbe aromatiche, qualcosa di salvia, comunque erbe, ci sono erbe proprio aromatiche, però Cassis e Prugna, forse anche amarena e ciliegia arrivano, comunque frutta rossa, qualcosa di mora selvatica, molto interessante. Il palato è abbastanza fresco, buona la sapidità, non è proprio pieno ma abbastanza, si sente forse leggermente l'alcol, tant'è vero che è comunque a 15 gradi in effetti, ma leggermente, non è fastidioso, c'è comunque un bel equilibrio al palato. La persistenza è molto balsamica, poi esce ancora un po' il cassis, però balsamica principalmente, molto lunga, molto interessante questo vino, la struttura è buona la freschezza, forse l'ho già detto, un bel vino da abbinare alla carne ci sta, un bel prodotto proprio, molto interessante. Credo che sia il vino dove Franco punta più di tutti, perché quella zona ha dato ottimi risultati per il Merlot e sono convinto che la zona friulana sia una bella terra per coltivare Merlot, molto meglio della Toscana e di altre zone famose in Italia. Io credo che il Friuli, il Merlot ci dia grandissime soddisfazioni. Franco è una bravissima persona, l'ho conosciuto, molto gentile, mi ha invitato lui in azienda, abbiamo mangiato tutti i vini, tutte le annate provate fino adesso. Devo dire che merita un assaggio e merita provare i suoi vini. Adesso ancora di più esce il balsamico e comunque bevete più vini naturali, più vini, chiamateli come volete, non fatemi arrabbiare, come più vini sani, più vini che parlano di territorio. Lasciate stare i vini artefatti, i vini costruiti in laboratorio e altre cose. Cin cin, io me ne vado, vi lascio qua la bottiglia Vignes di Marian e ci vediamo alla prossima degustazione. Cin cin.